invitato alla grande, ma aggiungerei anche di più, che c'è una struttura per le vacanze estive a Lorenzago e sarebbe buona cosa riprendere questa tradizione di avere il Santo Padre in vacanza da noi. Tramontato il sogno di un Papa vicentino, il Veneto ora spera che il nuovo pontefice scelga la nostra regione per le vacanze, come prima fecero Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e su Lorenzago, un piccolo paese del Cadore, si accesero i riflettori del mondo. Era il 1987 quando Papa Wojtyla soggiornò per la prima volta a Lorenzago, trascorrendovi le vacanze estive, primo pontefice a scegliere una meta fuori da Castel Gandolfo, e vi tornò per 6 estati, l'ultima nel 1998. Vacanze di preghiera e di riposo, ma anche giornate segnate dalla grande passione del Papa polacco per la montagna, con escursioni che lo videro salire fin sulla vetta del Peralba. In quella che venne chiamata Piccola Vaticano salì anche Papa Ratzinger, una volta sola nel 2007. Ed ora in Cadore si spera che anche Papa Leone XIV, che ha più volte parlato della sua passione per lo sport, tennis in particolare, ma anche per le lunghe passeggiate, possa scegliere la casa del seminario della diocesi di Treviso, accanto al castello di Mirabello, per trascorrere, quando sarà il momento, qualche giorno di vacanza. L'invito del presidente della regione è già partito. Certo, da quest'estate, perché noi non dobbiamo perdere tempo, quindi invitato ufficialmente. A Lorenzago non si vede l'ora di poter accogliere ancora un pontefice, qui dove tutto ricorda San Giovanni Paolo II, dal museo ai sentieri all'altare nel bosco, che nel 2014, guarda caso, fu inaugurato proprio dall'allora segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin.